Ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per il contributo di accesso al centro storico di Venezia. 22 voti favorevoli, 5 contrari. PD e Lista Casson non hanno preso parte al voto. Febbraio 2019. Il Consiglio Comunale di Venezia approva a maggioranza il regolamento per il contributo d'accesso. Settembre 2023. Dopo 4 anni e mezzo di rinvii e modifiche, il provvedimento torna in aula per quella che dovrebbe essere l'approvazione definitiva. Ed è un ritorno che avviene con una rapidità che insospettisce le opposizioni. E dopo tantissimi anni in cui questa amministrazione continua a rinviare, nel giro di meno di una settimana sono state fatte le commissioni e si arriva alla votazione in Consiglio Comunale, cosa appunto piuttosto strana. Evidentemente l'allarme UNESCO ha dovuto accelerare la questione, però di fatto è solo uno specchietto per le allodole per nascondere i veri problemi di Venezia. Secondo la segretaria del PD veneziano Monica Sambo, se lo scopo del contributo d'accesso è di governare i flussi turistici che attraversano la città, allora quello che si va ad approvare è un provvedimento inefficace. Innanzitutto non prevede un numero chiuso, poi non si applica ai veneti e si applica solo per 20 giorni all'anno. Inoltre basta pagare un ticket d'ingresso appunto e si entra in città, un po' come nei parchi a temi. Il PD veneziano sostiene delle misure alternative che sostiene essere più facili da realizzare e più efficaci. Ci sono molte proposte che abbiamo anche fatto, alcune anche subito applicabili. Pensiamo alla ZTL sul Ponte della Libertà per far accedere solo chi risiede e chi lavora da un lato, dall'altra le ZTL acque per limitare in qualche modo l'accesso ai lancioni Gran Turismo, ma anche soluzioni ad esempio attraverso la prenotazione collegata però ai servizi che ci sono in città. Sappiamo ad esempio quanto è carente il servizio del trasporto pubblico locale, in primis nei confronti dei residenti, ma ovviamente anche per quanto riguarda il turismo.